io rappresento Lotta Nucleare, siamo già visti con alcuni, siamo sentiti domenica. Penso che questa seconda riunione dovrebbe diventare un po' più operativa, nel senso anche di vedere come vincolarci, come farci sentire, perché i prezzi degli spot, le aziende che possono essere chiamate in causa, dovrebbero tutte avere un unico spot, un unico messaggio, dove poi appare l'azienda che dice che lei voterà sì al nucleare, o che pure è contrario all'energia nucleare. Perché credo, oltre che andare dalla gente direttamente dalle persone, sulle piazze, dove troviamo sempre meno persone disposte ad ascoltare, perché siamo in una situazione democratica veramente decadente, è importante entrare nei loro sistemi di informazione. Quindi il Comitato dovrebbe cercare di sensibilizzare non solo è al referendum contro il nucleare, cioè per l'espulsione delle scorie e della centrale. Abbiamo dei siti. Quindi queste persone noi dovremmo come Comitato sensibilizzarle a creare qualcosa da vincolare nelle trasmissioni televisive, negli spot, nei giornali, nelle manifestazioni, perché anche le manifestazioni, poi ci sono i concerti grossi, qualche personaggio di richiamo c'è sempre, anzi potrebbero anche essere gli stessi personaggi che vengono a fare i concerti qui, potrebbero essere contattati per ripetere, perché bisogna creare una specie di mantra, perché loro hanno un mantra, sono 5 cose che dicono, che il 30% dell'energia tanto la compriamo dalla Francia, che se esplode tanto è come se esplodesse qui, che si risparmia petrolio, che costa meno e che dà posti di lavoro. Queste sono le uniche cose che dicono quelli che sono a favore, altri argomenti non ne hanno. Sono dei messaggi subliminali, perché noi sappiamo benissimo che non è vero niente, nessuno di questi argomenti ha dei fondamenti oggettivi. Sono tutti dei messaggi lanciati così a chi ha i cervelli lobotomizzati ed è pronto a riceverli senza un minimo di critica, di formazione, perché potrebbe aprire qualsiasi sito internet o qualsiasi rivista specializzata e sono tutte fregnacce. Il 30% lo compriamo perché costa poco, non sanno dove buttarlo. Addirittura l'Enel lo compra per spingere l'acqua su nei monti e poi la mattina la fa riscendere per produrre energia al prezzo che paghiamo noi. Quindi non si vale il 30% perché di più non riusciamo a comprarle. Non è che noi abbiamo bisogno del 30%, senza quel 30% di cosa succederebbe in Italia. È che il prezzo è talmente basso che per una questione economica si va a prenderla. Non ha la Francia consuma più petrolio di noi, quindi non c'è nessun risparmio. Quindi direi di vedere un po' appunto se ci sono dei referenti nelle varie regioni che possono andare a contattare queste persone e cercare di creare una riunione, un incontro dove avere del materiale, delle proposte di materiale da decidere quella che ci piace di più, quella che può essere più valida secondo il comitato e con quella partire. Tipo c'era la questione che abbiamo usato per il non nucleare di Cagliari, meglio attivi oggi che radioattivi domani, che potrebbe essere un messaggio che chiunque potrebbe tranquillamente ripetere.